Markussen viene dentro il campo, prova a aprirsi gli spazi così il Como. Qui però suggerimento fuori misura e allora attenzione alla partenza, la grande velocità di Brustia che è andata via. Bertabou entra in area di rigore, possibilità di calciare, lo fa tra i guantoni di Gilardi che blocca in due tempi, di disporre di un'altra situazione da fermo. Traiettoria ad uscire Nischler, riesce ad approfittare del traffico davanti a Duran. Berta e Bergensen, le due giocatrici più arretrate per cercare Gilardi che sbaglia tutto, attaccata da Cleland. Attenzione al colore del cartellino che è rosso per il portiere del Como Women che vede complicarsi maledettamente la partita al 9° minuto della ripresa. Una follia dell'ex portiere dell'Inter ad abbandonare il campo perché trattasi di chiara occasione da gol negata. Cleland si sarebbe con la maglia del Chievo. Qui attenzione però allo spazio per Sabatino sulla destra, posizione di partenza regolare, va in mezzo a cercare il taglio di Fulgens e quello anche di Cleland, allontana la retroguardia del Como con Marcus, un altro cross, deviazione di Sabatino, è tutto buono e il Sassuolo al 57esimo sfrutta la superiorità numerica e va in vantaggio con il gol tanto per cambiare di Daniela Sabatino. Pallone a cercare il movimento di Fulgens e Cleland, Rizzana allontana solo per un attimo, non sale con la sufficiente rapidità, linea difensiva del lancio lungo. Berta un po' passiva, un po' ferma come tutta la linea arretrata del Como nell'occasione della rete del Sassuolo che ancora prova ad approfittare del momento col diagonale di Chmielewski. Altro errore da parte della squadra di Rossi, allora Petzelberger si propone Vaitu Katita che verticalizza per il movimento di Delestal che con il destro chiama adesso Seduran alla parata, salva risultato. Due soluzioni, Mella con il destro oppure Chmielewski che riceve e va a calciare per il gol del raddoppio al minuto 84, forse il punto esclamativo, forse la parola fine su Como Sassuolo. Illusione potente che non sembrava però oggettivamente imparabile per Soggiu, forse la vede anche per un effetto di una deviazione. Como che dunque rischia seriamente di tornare a perdere in casa. Qui seguiamo per l'azione di Chmielewski che si gira e col diagonale trova la doppietta. Diventano 9 gol in stagione, diventano 3 quelli del Sassuolo che adesso dilaga al Ferruccio. Gira Chmielewski. Che ingresso dalla panchina, ancora una volta non premiata dalle scelte proprio quando tutto sembrava in controllo. Dopo il inaspettato 2-2 esterno del Milan contro la Samp. Occhio a Dont, lanciata da Chmielewski, palo pieno, probabilmente l'ha toccata Soggiu. 5 minuti di recupero, Sassuolo avanti 3-0 per Viapiana, può bastare così. Torna a vincere dunque in trasferta al Sassuolo, lo fa per la prima volta nel corso di questo campionato.